dicembre. Si annunciano giornate decisive per il futuro dei porti commerciali di Venezia e Chioggia se non si sbloccano i lavori di manutenzione. I dipendenti pronti a 3 giorni di sciopero. L'acqua alta del 12 novembre continua a fare danni, le presenze negli alberghi sono azzerate da settimane e, dicono gli albergatori, sarà così anche a Capodanno e Carnevale. Così è tutto sbagliato, lo pensa Arrigo Cipriani sullo sviluppo esponenziale del turismo negli ultimi decenni proprio a Venezia. Incidente mortale la notte scorsa a Ceggia, un 43enne di San Donà ha perso la vita dopo essere uscito di strada schiantandosi contro un albero. 2 persone sono finite in carcere per una violenta rapina ai danni di una giovane avvenuta a Mestre in via Felisati un mese fa. E a 30 giorni dall'acqua alta eccezionale Venezia si prepara ad affrontare una possibile nevicata, ha attivato lo stato di preallarme. 7ª vittoria consecutiva e 4ª esterna in Europa per l'Umana Reyer che ha battuto Limoges 71-78 con una prova di grande solidità. Buonasera, ben ritrovati dunque in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3 e dunque si annunciano, lo avete sentito, giornate decisive per il futuro dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia. Se non si sbloccheranno infatti i lavori di manutenzione della laguna, i lavoratori sono pronti a 3 giorni di sciopero che saranno in grado, dicono, di fermare la città. Si vuole decretare senza dirlo la morte del porto di Venezia. Per noi è inaccettabile questa cosa. Sono preoccupati e molto arrabbiati i lavoratori del porto di Venezia, pronti a decretare 3 giorni consecutivi di sciopero potenzialmente in grado di bloccare la città. Ma è in gioco, sostengono, la sopravvivenza stessa di un'istituzione che a Venezia vanta una tradizione storica e a tutt'oggi garantisce lavoro a 1.200 aziende e i loro 19.000 dipendenti. Il porto oggi sta morendo lentamente. In assenza di lavori di manutenzione della laguna i fondali crescono e ci sono navi che non possono più raggiungere le banchine. Di fatto il porto muore per la crisi della burocrazia. Ci sono commissioni, sottocommissioni e di più che non permettono di decidere sulla normale manutenzione dei canali. È come dire copriamo le buche delle strade. Noi non vogliamo che a Venezia ci siano le autostrade che vengono scavate per far arrivare le navi. La normale manutenzione prevede i 12 metri, è il punto di equilibrio fra la città, il lavoro, la sua salvaguardia e l'ambiente. Questo però non viene fatto, quindi vuol dire che non si vuole fare. Alla resa dei conti non manca molto. Il 19 dicembre arriva sul tavolo della Commissione Salvaguardia un progetto per l'innalzamento di 1 metro del sito di conferimento dell'isola delle Tresse, che potrebbe accogliere 1 milione di metri cubi di sedimenti. Il 20 si riunisce a Roma il Comitatone, 2 tappe fondamentali, nelle parole del presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino, intervenuto all'assemblea dei lavoratori di Venezia e di Chioggia a Mestre, nella battaglia affinché le nostre città continuino ad essere dei luoghi pieni di vita e di lavoro, contro chi vorrebbe creare dei musei a cielo aperto fuori dal tempo e dalla storia. Se non viene approvato, purtroppo a questo punto ci troveremo costretti a mobilitarci. Noi faremo anche un presidio quel giorno in cui si incontrano e andremo lì con una nostra delegazione per sollecitare e sensibilizzare rispetto al problema. Ma se la risposta è negativa, il porto si ferma e secondo noi si ferma la città. L'acqua alta del 12 novembre continua a fare danni a Venezia, le presenze negli alberghi sono azzerate da settimane e secondo gli addetti ai lavori sarà così anche a Capodanno e addirittura per il Carnevale. Si profila dunque un disastro. Un'ecatombe, un crollo delle presenze senza precedenti per una città che respira grazie al turismo. Gli alberghi dal 12 novembre sono vuoti e continueranno ad esserlo. Preoccupati per la situazione drammatica del turismo a Venezia, perché purtroppo i nostri alberghi sono vuoti, disdette a raffica a novembre e blocco delle prenotazioni sia per Capodanno e Carnevale, che erano 2 periodi di alta stagione per noi. Uno scherzo di carnevale di cattivo gusto, non resta che rimboccarsi le maniche, dice Scarpa, per continuare a far sapere al mondo intero che Venezia è perfettamente agibile e visitabile.
Gli albergatori veneziani chiederanno ai loro ospiti solidarietà alla città, con l'aggiunta sul conto del soggiorno di €1 per Venezia. Questo euro verrà versato euro totalmente volontario, verrà versato nel conto del Comune di Venezia, appositamente dedicato a chi ha sofferto danni da questa altissima marea. Viene da chiedersi se presto o tardi gli alberghi presenteranno il conto per il crollo delle presenze da Mose non finito. Chiederemo soltanto che il Mose venga finito in tempi rapidi e che funzioni, perché se non dovesse funzionare, allora a questo punto veramente il conto lo presenteremo in quel momento. Ecco. E sulla situazione di Venezia e del suo sviluppo turistico abbiamo chiesto l'opinione di Arrigo Cipriani. Io credo che la morte non sia davanti a noi, la morte è dietro di noi. È tutto quello che avremmo potuto fare nella vita non l'abbiamo fatto, è troppo tardi per farlo, ma c'è sempre tempo per farlo. E poi la situazione di Venezia. Come la situazione di Venezia. A 87 anni Arrigo Cipriani è un monumento della storia contemporanea veneziana, un po' come il locale fondato dal padre Giuseppe in Calle Vallaresso nel 1931. 18 anni fa l'Aris Bar è stato dichiarato patrimonio nazionale dal Ministero dei Beni Culturali. Sullo sviluppo esponenziale del turismo negli ultimi decenni, Arrigo Cipriani ha naturalmente le idee chiare. Bisogna soprattutto riportare il lavoro e col lavoro la cittadinanza, perché in questo momento siamo una città solo di pietre senza cittadini. E se si vuole avere un rispetto automatico dal punto di vista del visitatore, il cittadino dà una spinta spirituale, cioè gli dice al visitatore ci siamo noi stiamo lavorando. E questa è l'unica spinta che può funzionare. Problemi che sono sul tavolo da parecchio tempo e che secondo alcuni si sarebbero potuti risolvere attraverso una divisione amministrativa tra Venezia e Mestre. Io ho sempre votato no, questa volta non ho votato, non perché l'ha detto il sindaco, perché ho visto che c'erano troppo pochi, ma comunque io ho votato no perché speravo che a Mestre non venissero fatti gli alberghi. A Manhattan, gli alberghi sono a Manhattan, non sono a Brooklyn, non sono a Queens, invece li hanno fatti lo stesso. E secondo me questo è aumentare il pendolarismo, non è possibile. O hanno una visione millenaria, cioè quello che succederà fra 1000 anni, ma adesso come adesso è tutto sbagliato. È ottimista per il futuro prossimo? Io sono assolutamente ottimista, ho 87 anni e ho una lunga vita davanti a me. Veniamo ora alla cronaca con l'incidente mortale che si è verificato la notte scorsa a Ceggia. Un 43enne di San Donà di Piave ha perso la vita. Erano le 22 circa quando un 43enne a bordo della sua auto è uscito di strada schiantandosi contro un platano e finendo nel fossato a lato. A Ceggia, in località Pradi Levada. Per l'uomo residente a San Donà di Piave, dove viveva con la fidanzata, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto in cui l'auto, una Golf, si è completamente deformata. Sul posto, infatti, i vigili del fuoco sono arrivati da San Donà di Piave con tanto di cesoie per estrarre il 43enne. I carabinieri e il personale medico del SUEM 118, che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Vigili del fuoco e carabinieri poi sono rimasti sul posto fino a tarda notte per cercare di capire la dinamica dell'incidente. Non è escluso che a far perdere aderenza al veicolo possa essere stata la velocità elevata o l'asfalto gelato a causa dell'improvviso abbassarsi delle temperature. La circolazione lungo la strada è rimasta bloccata a lungo. Le 2 persone sono finite in carcere per una violenta rapina ai danni di una giovane avvenuta in via Felisati un mese fa. I carabinieri hanno arrestato in pieno centro a Mestre per rapina, lesioni aggravate e porto abusivo d'armi un 40enne di origini padovane senza fissa dimora e con precedenti di polizia ed un 47enne cubano. L'accusa è di aver aggredito una ragazza a calci e schiaffi a metà novembre in via Felisati nel tentativo di rapinarla. I due avevano anche estratto un coltello con cui le avevano procurato un profondo segno che le rimane tuttora sul volto. Gli aggressori sono stati individuati con ragionevole certezza, sostengono i carabinieri, al termine di un'approfondita indagine. Definiti 2 sbandati che gravitano generalmente nella zona del quartiere Piave, sono stati rinchiusi in carcere a Venezia.
Un trentenne di origini africane è stato fermato alla stazione di Mestre e trovato in possesso di ben 10 ovuli di cocaina. Quando è sceso dal treno e ha visto gli agenti della polizia ferroviaria si è innervosito cambiando velocemente direzione, ma proprio per questo comportamento è stato fermato e accompagnato negli uffici della stazione per un controllo. Al termine della perquisizione tra i vestiti sono stati trovati 10 ovuli contenenti cocaina pronta a essere spacciata. Arrestato ora si trova nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Pericoloso tentativo di fuga di un automobilista senza patente e senza assicurazione a un posto di blocco della polizia locale di San Donà. Incurante del posto di blocco della polizia locale è fuggito rischiando di investire un agente. È successo in via Garibaldi a San Donà di Piave martedì sera attorno alle 20. L'automobilista, privo di patente e di assicurazione, ha tentato la fuga poco prima che arrivassero sanzioni e fermo dell'auto. Durante l'inseguimento è anche speronato l'automobile della polizia locale che si era messa di traverso ad una rotonda per bloccarlo. Una serie di azioni pericolose, oltretutto in un'ora di traffico sostenuto, che lungi dal garantirgli l'impunità, hanno contribuito solo ad aggravare la situazione dell'uomo, un 54enne pluripregiudicato di nazionalità senegalese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Migliaia di articoli natalizi sono stati sequestrati invece a Mestre dai carabinieri. Nell'ambito dei controlli finalizzati alla tutela dei consumatori negli esercizi commerciali, i carabinieri del nucleo natanti di Venezia hanno sequestrato circa 20.000 articoli tra addobbi e decorazioni natalizie, tutti privi delle etichette nazionali e comunitarie che garantiscono informazioni sui prodotti importanti anche dal punto di vista della sicurezza, soprattutto per i bambini. Merce che, se venduta, avrebbe fruttato un guadagno di circa 100.000 euro. I militari hanno posto sotto sequestro gli articoli da un negozio a gestione cinese di Mestre. Il titolare è stato multato con una sanzione di oltre 1.000 euro. La polizia locale e la protezione civile del comune di Venezia informano che dalle ore 6 alle 18 di domani, 12 dicembre, sarà in vigore lo stato di preallarme neve sul territorio comunale. In base alle previsioni dell'ARPAV, infatti, il transito da ovest di 2 saccature con aria fredda porterà alcune fasi molto nuvolose, probabilmente con un po' di precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote generalmente basse. Tra le indicazioni c'è quella di spargere il sale prima che si verifichi una gelata o una nevicata, sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede davanti alla propria abitazione o al proprio negozio, non scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio e non gettare o spargere acqua che possa poi naturalmente gelare e sulla quale poi si possa scivolare. Ora torniamo sul crollo delle banche venete, che è diventato uno spettacolo teatrale. Una banca popolare, scritto dal padovano Romolo Bugaro e diretto da Alessandro Rossetto, va in scena al Teatro Goldoni di Venezia in prima nazionale. Gli imprenditori mi chiamavano di sera, con le lacrime agli occhi, mi dicevano: Gianfranco, ma cosa sta succedendo? Che cosa succede, Gianfranco? No? Ma perché il rinnovo dei fidi non arriva? Non ho i soldi per pagare gli stipendi. Una banca popolare debutta in prima nazionale al Goldoni di Venezia dal 12 al 15 dicembre. Non porta in scena le storie desolanti di persone e imprenditori vittime della cattiva gestione di 2 dei più importanti istituti di credito veneti. Racconta invece la storia dei signori della finanza, veneti, ma potrebbero essere di qualsiasi regione italiana, che si ritenevano sopra la legge. Probabilmente la Pies tenta di superare i confini nordestini e si occupa, secondo me riuscendoci, di una certa rapacità umana che alcune elite non smettono di avere, e tema secondo me particolarmente interessante della coscienza. E a proposito di coscienza, questi banchieri cosa pensavano di sé quando si guardavano la mattina allo specchio? Dormivano sonni tranquilli? I protagonisti tendono ad autoassolversi molto spesso per le ragioni più varie, perché ci vuole anche coraggio per ammettere le proprie responsabilità e a volte è difficile averlo questo coraggio. Comunque
nell'ultimo momento prima del sonno probabilmente se lo dicono: ho sbagliato tutto. Autore del testo e regista sono padovani, nel cast anche gli attori padovani Valerio Mazzucato e Riccardo Gamba. Prima parlavamo di droga e di sequestri di cocaina, ecco un'agenzia battuta poco fa parla di 1 chilo di cocaina già suddivisa in 14 dosi, sequestrato a Mestre dagli agenti delle volanti della Questura di Venezia 2 cittadini albanesi finiti così in arresto. Gli agenti stavano procedendo al controllo dei 2 uomini, uno di 30 anni, l'altro di 23, quando sono stati insospettiti dall'atteggiamento nervoso e insofferente tenuto da entrambi. Dopo la perquisizione personale gli investigatori hanno esteso il controllo all'abitazione dei 2 uomini scoprendo la partita di cocaina. Sono stati quindi condotti nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore. Un altro arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato sempre a Mestre, un cittadino nigeriano di 26 anni con permesso di soggiorno come rifugiato politico, ma anche per spaccio, appunto è stato arrestato per spaccio, colto mentre in bicicletta cercava di vendere ai passanti dosi di stupefacente riconducibile alla cosiddetta Gamo, ossia la eroina gialla che ha causato, lo sappiamo, negli ultimi anni diversi decessi per overdose, quindi uno stupefacente particolarmente pericoloso e anche questo arresto è significativo proprio per questo motivo. Adesso ci fermiamo per qualche istante ma torniamo con altre notizie tra brevissimo. Di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dallo sport, dal basket, con il grande risultato per i ragazzi di coach De Raffaele che hanno battuto gli avversari francesi, il Limoges, per 71-78. Settima vittoria consecutiva e quarta esterna in Europa per l'Umana Reyer che ha battuto Limoges 71-78 con una prova di grande solidità. Credo che abbiamo espresso una grande pallacanestro già nel primo tempo, perché contro una formazione che ha provato a dare tutto subito perché giocava le ultime chance di qualificazione, siamo stati invece bravi noi a tenere testa sul piano del ritmo, aspettare il momento giusto, come dire, mettere la freccia, andare avanti e poi gestire. È stata un'importante vittoria soprattutto perché segue a tante altre fuori casa, ha un ruolino di marcia chiaramente invidiabile in Coppa e di questo siamo orgogliosi. Abbiamo anche sfruttato secondo me al meglio quelli che erano i nostri vantaggi in termini di attacco a pick and roll contro lunghi che potevano avere difficoltà e una questione poi di ritmo. Quando abbiamo spinto abbiamo sempre creato buonissimi tiri da parte di tutti i giocatori in campo, quindi siamo stracontenti per questo risultato. A un solo turno dalla conclusione della prima fase, Bramos e compagni consolidano così la leadership nel girone in attesa dell'esito della trasferta in Russia, che potrebbe anche assicurare agli orogranata il primo posto matematico con un turno d'anticipo. Andiamo avanti all'ultima partita guardando a questo punto insomma al primo piazzamento di questo girone che ricordiamo era complicatissimo alla vigilia. Questa sera a 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, si parlerà ancora di occupazione, ne abbiamo parlato anche nel corso del nostro telegiornale, si parlerà dell'incubo esuberi, in particolare alla Safilo che ha annunciato 700 posti a rischio in tutto il nord-est. Sarà ospite in studio Michele Corso, sindacalista della Fictem CGIL del Veneto. Quest'anno torna la rubrica Il vostro presepe, potete vedere in sovraimpressione tra qualche istante, eccoli qua, i numeri e l'email a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o inviarci delle foto o dei video, contattateci e verremo da voi. Alcune informazioni per chi ci invia i video del proprio presepe: se usate uno smartphone effettuate le riprese tenendo il telefono in orizzontale, se inviate la segnalazione via email fornite una breve descrizione del presepe, inserite i vostri dati, l'indirizzo e il numero di telefono al quale contattarvi. E allora proprio l'appuntamento con i vostri presepi ci porta questa sera in Gran Viale al Lido di Venezia per vedere l'allestimento della Natività di Lorenzo d'Imperio e Fernando Trence, un presepe creato anche a scopo solidale che esprime il legame tra Venezia e la Puglia. Con questo io
Naturalmente vi ringrazio, vi saluto e vi lascio poi, dopo il nostro presepe, alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Una nuova perturbazione si avvicina al nostro territorio e nei prossimi giorni la neve potrebbe fare una veloce comparsa anche in pianura. La situazione di giovedì 12 dicembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni meno probabili, vedete, sul veneziano, sul trevigiano e sul bellunese. Attenzione perché sui restanti settori al mattino qualche debole fiocco di neve potrebbe scendere misto alla pioggia. Temperature minime tra -3 e 2 gradi, massime comprese invece tra 2 e 4 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo occasionali precipitazioni a carattere sparso, tempo in miglioramento in serata. Temperature minime tra -2 e 4 gradi, massime comprese invece tra 4 e 6 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo locali nevicate fino al piano in mattinata, poi anche in questo caso migliorerà anche qui. Temperature minime sotto zero, massime sui 4 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.